Buonasera a tutte e a tutti. Con Guido Liguori, di cui presentiamo oggi questo libro, Nuovi sentieri gramsciani, abbiamo avuto modo di collaborare quando abbiamo organizzato a Ragusa un convegno su Valentino Cerratana. Si intitolava Valentino Cerratana, politico e intellettuale, e il libro fu pubblicato dall'Istituto Gramsci Siciliano con la collaborazione della Fondazione Gramsci. Liguori ha dato contributi rilevanti alla conoscenza di Gramsci. Io voglio citare soltanto un libro che io considero di consultazione e che io uso come libro di consultazione, cioè il vocabolario gramsciano, in cui per voci ogni tema, ogni argomento che riguarda Gramsci viene trattato sinteticamente, ma il volume è abbastanza. L'abbiamo messo sul tavolo così perché ognuno lo veda, chi eventualmente non l'avesse visto. Questo è il secondo volume con questo titolo, di Liguori, con questo titolo, Sentieri gramsciani. Il primo era Sentieri gramsciani, poi il secondo Nuovi sentieri gramsciani. Ma noi non l'abbiamo presentato il precedente, ma non so per quale memoria noi abbiamo intitolato Sentieri gramsciani nei nostri programmi annuali che facciamo, e dividiamo la materia così secondo l'argomento, non solo Gramsci, secondo i temi. Abbiamo intitolato Sentieri gramsciani proprio questa parte del nostro programma annuale, nel quale rientra anche la presentazione di questo libro. C'è quindi motivo di interesse per la manifestazione odierna, anche per questa affermazione che precede il volume, cioè quello che bisogna di Gramsci. Se si parla di Gramsci bisogna considerarlo nella sua unità, perché Gramsci ebbe l'avventura di avere due vite. Una vita è quella passata nel fuoco della lotta politica, degli scioperi, dell'organizzazione, nei rapporti con le persone, ma la seconda parte della sua vita, dal 26 alla morte, fu nella solitudine e nel sequestro della persona, cioè una riflessione che poteva fare in carcere sui temi che lo avevano agitato da giovane e quando era libero, una riflessione, quindi è una riflessione in cui è sequestrato il corpo ma non la mente, anzi la mente cresce in proporzione inversa al sequestro fisico. Il sequestro fisico determina una grande attività della mente. Quindi giustissimo, bisogna, ora che si dispone di tutti gli scritti, anche quelli giovanili, tutto bisogna tenere conto quando si parla di Gramsci. Sono questi i motivi per cui mi pare che il nostro interesse è rivolto questo pomeriggio a questo libro importante. Grazie mille. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io parto subito col ringraziare il nostro ospite, l'Istituto Gramsci, per questo pomeriggio e chiaramente tutte le persone presenti. Oggi appunto presentiamo Nuovi sentieri gramsciani di Guido Liguori, che non ha bisogno di grandi presentazioni, è il presidente dell'International Gramsci Society, e qui a parlarne ci sono anche il professore Pietro Maltese e il professore Tommaso Baris, entrambi insegnano all'Università di Palermo. Ora, prima di passare appunto la parola ai relatori di oggi, vorrei concisamente cercare di descrivere il complesso intreccio di questioni e di temi che innerva appunto quest'ultimo volume di Guido Liguori, ovvero provare almeno a indicare alcune delle linee di tendenza che sono in esso contenute. Infatti, Nuovi sentieri gramsciani, come appunto ci è stato appena detto, è una raccolta che si pone in una certa continuità con una precedente pubblicazione del 2006. Innanzitutto il libro è chiaramente acquistabile in terza fila sulla vostra destra. E appunto rispetto alla precedente pubblicazione
Il libro che presentiamo oggi non solo propone appunto dei nuovi temi e dei nuovi percorsi di lettura, ma pubblicato a quasi 20 anni di distanza, registra e incorpora le articolazioni più recenti del dibattito sugli studi gramsciani di questi anni. Quindi nuovi sentieri, in tal senso non soltanto per chi si affaccia per la prima volta agli studi gramsciani, perché comunque è un libro accessibile, ma anche per i più navigati che possono dunque trovarvi una produzione vivace e originale. Quindi i nuovi sentieri concernono per la maggior parte la produzione di Gramsci precarcerario e ne mostrano l'intersecarsi dei sentieri di ricerca a partire dagli anni torinesi e ordinovisti, con appunto delle minuziose ricostruzioni storiche e biografiche. Liguori fa emergere i movimenti genetici del pensiero di Gramsci e i modi in cui tra le alterne vicende teoriche e politiche il giovane sardo forma le sue convinzioni. Quindi dagli anni del Biennio Rosso vediamo che appunto alcune peculiarità segnano la sua produzione teorica e la sua attività politica. Esempi ne sono l'attenzione per i processi concreti di produzione della soggettività, come scrive appunto a pagina 282. In questo senso preziosi sono appunto l'esperienza, il lavoro simbiotico di militanza con gli operai torinesi, o più in generale l'eterogeneità del contesto italiano ed europeo in cui appunto Gramsci si interfaccia fin da giovanissimo. Sono tutti tratti, rimarca Liguori, che lo distaccavano dalla cultura del suo tempo, tanto quella borghese, quindi filosoficamente positivista e politicamente giolittiana, tanto appunto dalla cultura invece del socialismo riformista, che era invece bevuto di un economicismo e di un determinismo secondo appunto la vulgata egemone della seconda internazionale. E quindi nel presentare alcune delle questioni più rilevanti per il Gramsci precarcerario, dalla questione dei consigli e dell'attività dell'ordine nuovo, alla questione appunto del partito, della sua direzione, il volume riesce effettivamente a restituire un'immagine non univoca e soprattutto una lettura non teleologica. Anzi, tra gli anni 1917 e 1926, scrive Liguori, pagina 40, Gramsci giunge a un ripensamento complessivo del suo bagaglio teorico giovanile e quindi in questo senso i diversi saggi ripercorrono proprio questo tracciato non lineare dell'elaborazione gramsciana, mostrandone tutte quelle che sono le oscillazioni, i tentennamenti, i movimenti di ritorno, le sovrapposizioni concettuali. Ne emerge in questo senso un pensiero vivo nel suo svolgersi effettivo, proprio perché nel restituire queste oscillazioni che trova spazio la posizione militante di Gramsci. Scrive Liguori, pagina 157, non mancano in Gramsci oscillazioni, giudizi e azioni almeno in apparenza contraddittori, in parte da ricondurre al fatto che egli era combattente e che avanzava analisi e giudizi nel corso di una lotta di cui era protagonista. Quindi l'elemento più smaccatamente volontaristico, soggettivistico, che sembrava caratterizzare il giovanissimo Gramsci, viene via via smussato dalla tribolazione analitica, dalle preoccupazioni di comprendere e conoscere quanto più possibile il terreno della lotta, attraverso una seria e rigorosa analisi storica e sociale dei fermenti della stagione politica che sta vivendo in prima persona, quindi nella difficoltà estrema di comprendere l'orientamento e la direzione effettiva che le decisioni politiche imprimono di fatto alla lotta. E quindi a partire da questo nucleo di apparente contraddittorietà, ma che in realtà non è altro che il corso di un pensiero vivo nel suo svolgersi effettivo, che vorrei provare a indicare alcuni dei nodi tematici che sono presenti in modo dislocato, proprio perché vengono volta per volta affrontati a partire da complicazioni che ciascuno di essi porta in seno. E tra essi sicuramente figurano ad esempio il celebre tema gramsciano dei consigli e contiguamente la questione del rapporto tra il partito e la massa, tra la spontaneità e la direzione consapevole. Ora, nell'alveo del dibattito consiglierista degli anni '20, Gramsci fu, ci spiega Liguori, uno dei teorici più consapevoli e conseguenti. Quindi la specificità della situazione effettuale torinese comportò in tal senso un'importazione dell'idea di consiglio adeguata al contesto, cioè una vera e propria traduzione, in cui però l'idea di consiglio rimaneva un'alternativa democratica al parlamentarismo, incardinata però nei luoghi della produzione.
E scrive Liguori, pagina 55, si trattava per il rivoluzionario sardo di tradurre in Italia il programma dell'Internazionale, il che voleva dire tradurre in Italia l'idea stessa di Soviet. Rimaneva dunque sì nell'alveo soviettista, ma rielaborava in modo originale la distinzione classica tra comitati di fabbrica, quindi con funzione rappresentativa degli operai in fabbrica, e i soviet che detenevano invece una funzione politica su base territoriale. Quindi Gramsci nella sua proposta cerca di fondere i soviet e i comitati e le relative funzioni, dando così luogo a rappresentanza diretta dei proletari organizzati sulla base della fabbrica. Quindi in questo senso, però, nonostante l'esito storico negativo che ebbe l'esperienza consiliarista torinese, nonostante lo scetticismo di Gramsci per le modalità di occupazione delle fabbriche, rimane il fatto che, insieme agli altri compagni dell'Ordine Nuovo, egli si gettò con convinzione e con fervore nella lotta, traendone tutto il materiale esperienziale per la sua originale rielaborazione, e rimase un punto di riferimento nella sua produzione successiva. In questo senso attiguo alla questione dei consigli, o forse sottostante in un senso più generale, è il problema dell'organizzazione della rivoluzione, cioè il problema classicamente leninista del rapporto tra la spontaneità e la direzione. È infatti attraverso la lotta, attraverso la sua organizzazione, il suo dispiegarsi, che la classe operaia acquista coscienza della sua autonomia e della sua personalità storica, per dirlo con le parole di Gramsci stesso. Il problema è posto quindi a più riprese nel libro ed è uno dei motivi tematici che rendono forse più intellegibile, per esempio, il rapporto tra Gramsci e Rosa Luxemburg, che era un rapporto non privo appunto di fluttuazioni, di oscillazione, come mostra il terzo capitolo, che è dedicato a questo confronto. Cioè la vicinanza tra i due, che sembrava esserci negli scritti giovanili, dovuta a uno stesso approccio dialettico al marxismo, sembra farsi sempre più rarefatta a causa del diverso modo di concepire il tema della disciplina e dell'autodisciplina operaia, fino a un atteggiamento addirittura evidentemente avverso nei scritti carcerari. E difatti quindi uno dei temi più centrali, rileva in questo senso l'autore, è proprio quello del rapporto tra il soggetto rivoluzionario e la realtà in cui esso si situa e che vuole cambiare. Da pagina 273, il cuore dell'interesse gramsciano erano i rapporti di forze sociali e politici e con essi la questione del ruolo del partito. Quindi porre analiticamente attenzione alle esperienze concrete di azione e di lotta di quei gruppi significava per Gramsci rinvenire quelle rare tracce di iniziativa autonoma, quei prodromi preziosi per un futuro e potenziale passaggio dalla subalternità all'egemonia. Grazie anche alla funzione in questo senso pedagogica della direzione consapevole. E quindi il settimo capitolo è dedicato a un focus sulla nozione di subalterno e di subalternità, sul suo contesto genetico nei quaderni, categoria comunque intesa come relazionale perché applicabile e da Gramsci effettivamente applicata a momenti storici disparati e distinti nel tempo. Anche quindi in questo caso, cioè, il lemma di subalterno subisce una sorta di risemantizzazione, o meglio oscilla tra più usi che lasciano aperta una possibilità, ci dice Liguori, cioè una possibilità presente nello stesso discorso di Gramsci. Il termine subalterno si dilata e viene un passaggio, uno slittamento nell'uso della categoria che era nata per la descrizione e l'interpretazione di un fenomeno collettivo, scrive appunto Liguori, un fenomeno collettivo, sociale e di classe, ma che appunto nella sua applicazione alla subalternità, in primo luogo culturale, ma anche psicologica, diventa appunto anche quella di una singola persona. Quindi in conclusione, mi pare che questa appunto raccolta permetta di rinvenire un doppio movimento nell'analisi gramsciana. Da un lato l'indagine sul presente o sul passato recentissimo, dall'altro lato un'elaborazione del futuro possibile, cioè il futuro del partito, della lotta, della classe operaia, delle sorti nazionali e internazionali, per dare un orientamento a questo presente in cui pure egli si trova così radicalmente coinvolto e profondamente invischiato, per non cadere però in un miope presentismo. E io su questo appunto mi fermerei, darei la parola forse al professore Maltese, vuole cominciare? Allora saluto tutte e tutti e prima di scendere nel dettaglio, prima di dire qualche cosa sul volume che presentiamo oggi,
vorrei dire qualche cosa sui volumi e comunque sia sui lavori di Guido Liguori precedenti. Mi permetterete, come dire, qualche cenno di carattere autobiografico. Il primo volume che ho avuto tra le mani e che ho letto con grande passione di Guido Liguori è Gramsci Conteso, un volume che parecchi anni addietro offriva una panoramica del ricchissimo, travagliato dibattito, in Italia soprattutto, legato, diciamo, all'interpretazione della figura di Gramsci. Un testo che, così come il dizionario gramsciano evocato in precedenza dal professore Nicosia, un testo sul quale io torno molto spesso. Torno molto spesso per rendermi conto della complessità ermeneutica di quest'autore e della complessità delle diverse e differenti ermeneutiche, per non dire, oltre al dizionario gramsciano, della curatela di un altro testo fondamentale pubblicato per Carocci ormai quasi 20 anni fa, cioè Le parole di Gramsci, altro testo fondamentale che chiunque desideri approcciarsi a Gramsci non può non consultare, nella misura in cui lì abbiamo a disposizione alcuni tra i lemmi fondamentali del discorso del Gramsci del carcere. E giungo a Nuovi sentieri gramsciani. Nuovi sentieri, ma Liguori lo spiega sin dall'introduzione, per due ragioni che vorrei subito sottolineare. La prima, un testo di qualche anno addietro, pubblicato per Carocci e presente, diciamo, nella biblioteca dell'Istituto Gramsci Siciliano, si intitolava Sentieri gramsciani. Questi sono nuovi perché il testo è completamente inedito, quindi, diciamo, c'è un fil rouge tra Sentieri gramsciani e Nuovi sentieri gramsciani, e questo c'è. Ciò non toglie che il testo che presentiamo oggi sia totalmente inedito, cioè indipendente dai sentieri gramsciani, apro virgolette, vecchi, ma nuovi anche perché in questo nuovo testo vengono acquisite, vengono sviluppate alcune di quelle che sono le acquisizioni degli studi gramsciologici degli ultimi 20 anni, degli ultimi 25 anni, studi, come è noto, caratterizzati da un forte impianto di carattere filologico, che ci stanno restituendo, per utilizzare, diciamo, il titolo di un bel libro uscito qualche anno addietro, un nuovo Gramsci, sia sotto il profilo biografico, sia sotto il profilo dell'interpretazione dei quaderni, e merito anche dell'edizione nazionale, e anche qui meritoriamente, per chi volesse consultarla, visto i prezzi, il prezzo piuttosto importante di questa edizione, si aggira sui 100 euro, credo, un volume, ma insomma, per fortuna l'Istituto Gramsci Siciliano li dispone, la sta acquistando perché è ancora in corso questa edizione, e quindi sono nuovi perché questo lavoro collettivo dell'edizione nazionale, che ci sta restituendo un nuovo Gramsci, entra anche dentro il volume di Liguori, che pur essendo rigorosissimo, non di meno è di una ampia fruibilità, cioè lo si può leggere, a me pare, pur non essendo necessariamente degli specialisti di Gramsci, e questo è certamente un pregio. Ebbene, come ha detto anche prima la collega Clemenza, si tratta di un volume che ricostruisce senza, e ciò io credo che sia davvero un bene, alcuna tensione teleologica o pulsione agiografica, alcuni dei motivi e degli snodi del Gramsci politico e scrittore prima dei quaderni del carcere, fatta eccezione per gli ultimi 3 capitoli di cui parleremo. Non è invero andato definitivamente in soffitta il genere letterario che narra di un intellettuale comunista sardo che, senza contraddizioni, in modo sempre coerente con se stesso, porta avanti la più avanzata e significativa declinazione teorico-politica del marxismo occidentale. Ebbene, per fortuna il testo che presentiamo oggi non appartiene a questo genere letterario, anzi ci mostra gli scarti, le contraddizioni, i passi avanti, i passi indietro, le letture, i dubbi dello stesso Gramsci. E infatti, in modo fecondo, il volume di Liguori contribuisce a decostruire questa vulgata, peraltro, e questo è certamente un merito del suo lavoro, presentando il Gramsci teorico dell'egemonia, dell'apparato egemonico, in generale della filosofia e della praxis, sempre quale militante e quale dirigente di partito, il che ci aiuta, come dire, a inquadrare Gramsci
a non ossificarlo, a non mummificarlo nel Museo dei Filosofi e ci dà uno sguardo complessivo su uno scrittore che, per rimanere per esempio ai quaderni, pur rinchiuso tra quattro mura, è convinto di fare politica. È convinto di fare politica e la fa. Leggere le lettere da questo punto di vista è estremamente istruttivo, perché le lettere ci raccontano di un Gramsci che interviene nel dibattito allora in corso nel movimento comunista internazionale, che in qualche misura prova a intervenire. Cioè ci sono lettere che vanno praticamente lette in codice, ci sono lettere in cui, parlando di testi di Croce a Tatiana Schucht, Gramsci in buona sostanza sta dando il suo contributo all'analisi della situazione internazionale. Ma addirittura ci sono lettere in cui Gramsci sembra quasi autorizzare il centro-estero del partito a pubblicare il suo scritto del 1926, cioè quello che poi lo Stato Operaio pubblica con il titolo La questione meridionale, e in realtà il titolo originale è Note sul problema meridionale, sull'atteggiamento nei suoi confronti dei comunisti, dei democratici e dei socialisti. Più o meno suona così il titolo, non felicissimo, devo dire la verità. Ebbene, ora nel primo capitolo, intitolato Dalla rivoluzione d'ottobre alla rivoluzione del concetto di rivoluzione, e invece questo a me pare un titolo estremamente felice, Liguori descrive e illumina il Gramsci, per così dire, sovversivo. Per certi versi, o solo per certi versi, è in senso largo marxista. Liguori, per la precisione, parla di una sua limitata conoscenza di Marx. E in effetti così è. Il Gramsci giovane non ha tra le sue letture principali Marx. Diventerà una tra le letture principali soltanto in seguito, attraverso la declinazione in chiave di filosofia della praxis del materialismo storico. Gramsci offre una tra le più importanti revisioni restauranti della teoria di Marx di tutto il Novecento, probabilmente la più importante, almeno dal mio punto di vista. Immagino che Guido possa essere d'accordo con me su questo tema. Comunque è il Gramsci tratteggiato in questo primo capitolo, lo dicevamo, intitolato Dalla rivoluzione d'ottobre alla rivoluzione del concetto di rivoluzione. Il Gramsci tratteggiato qui è un Gramsci volontarista, soggettivista, antipositivista. È un autore, è un militante contrassegnato, cito dal volume di Liguori, da un soggettivismo antideterministico, assai spiccato, e che sì, verrà in qualche misura temperato e smussato, come dicevamo in precedenza nei quaderni del carcere, e che tuttavia permane. In tal senso Liguori cita un pezzo, secondo me molto bello, io vorrei citarne qualche pezzo in più, ho preso l'edizione nazionale del 17, L'orologiaio. L'orologiaio è un articolo di Gramsci, firmato A.G, esce nell'edizione piemontese dell'Avanti. Liguori cita l'ultima parte dell'orologiaio. A me piacerebbe qui proporvi l'ultima parte e la prima. Ve lo leggo. Scrive Gramsci: noi crediamo che non esista alcuna data fissa, crediamo di essere specificamente noi, solo perché il nostro pensiero coglie sempre nella vita un modo di essere perennemente aderente al nostro pensiero stesso. Tra la solita vita sociale quotidiana e la vera vita d'eccezione delle rivoluzioni non c'è differenza qualitativa, ma differenza quantitativa. Questo è l'incipit dell'orologiaio, come più o meno si conclude. La vita per noi è sempre una rivoluzione, una sostituzione di valori, di persone, di categorie, di classi. Gli uomini danno il nome di rivoluzione alla grande rivoluzione, a quella a cui partecipa il massimo numero di individui, che sposta un numero maggiore di rapporti, che distrugge tutto un equilibrio per sostituirlo con un altro intero, organico. Noi ci distinguiamo dagli altri, noi socialisti naturalmente, siamo nel 17, noi ci distinguiamo dagli altri uomini perché concepiamo la vita come sempre rivoluzionaria e pertanto domani non dichiareremo definitivo un nostro mondo realizzato, ma lasceremo sempre aperta la via verso il meglio, verso armonie superiori. Non saremo mai conservatori, neanche in regime di socialismo,
ma vogliamo che l'orologiaio delle rivoluzioni non sia un fatto meccanico, ma sia l'audacia del pensiero che crea miti sociali sempre più alti e luminosi. Ora, sono chiari qua i riferimenti a Sorel, il mito sociale. Tra l'altro è molto interessante perché nel testo francese di Sorel parla proprio di miti sociali, mentre invece nella traduzione italiana abbiamo soltanto mito. Ma lì si aprirebbe tutto un discorso sul sorolismo di Gramsci. Mi pare molto interessante questa citazione che fa Liguori, e mi pare molto bello l'articolo gramsciano in generale, perché, e questo è un tema su cui vorrei interrogare oggi l'autore di questo libro, mi pare che qui Gramsci inizi un ragionamento che permarrà nei quaderni relativo alla spontaneità. La domanda che farei a Guido è questa, cioè lo interrogerei sul rapporto spontaneità-spontaneismo. A me pare, però vorrei sentirlo, che Gramsci non sia un pensatore senza dubbio antispontaneista, ma non sia un pensatore contro la spontaneità. Mi pare che già in questo testo, intriso di sorelismo, di volontarismo, di cultura idealistica, senza ombra di dubbio, vi sia in nuce questo rapporto spontaneità-spontaneismo. E infatti nei quaderni Gramsci scriverà che la spontaneità è stata educata nell'ordine nuovo, e che già quando Gramsci qua parla della vita spontanea, cui i socialisti aderiscono, inizi a prospettare quel principio o quella categoria di immanenza che sarà centrale nei quaderni del carcere. Questo è, diciamo, il primo elemento su cui volevo interrogare Guido Liguori. Nel secondo capitolo del libro si discute ancora del Gramsci consiliarista e ordinovista. E quello che è apprezzabile è, ancora una volta, a mio parere, il distanziamento dalle narrazioni agiografiche. Senza remore, infatti, Liguori sottolinea il sorelismo di Gramsci. Pertanto, nei suoi interventi giornalistici, cito, l'uso negativo del termine democratico e il sostanziale rifiuto, cito, della democrazia liberale, in ragione dell'acquisizione dell'idea soreliana di scissione. In tal senso, scrive Liguori, Gramsci, insistendo su un'ipotesi politica centrata sul protagonismo delle masse, fa proprio una prospettiva anti-giacobina, che, come è noto, in seguito sarà radicalmente rivista nei quaderni. Insomma, nei quaderni invece il giacobinismo diventa una figura assolutamente positiva. Un militante, questo Gramsci ordinovista descritto in questo secondo capitolo, vicino o comunque attento per esempio alle proposte dell'Industrial Workers of World, cioè gli IWW, il sindacato americano rivoluzionario, che tematizza la connessione Stato-fabbrica, che insiste sui consigli, ma che, come non manca di fare notare Liguori, non contrappone i consigli al partito. Questo è un elemento molto importante perché si è soliti immaginare un Gramsci consiliarista senza partito, che lo rifiuta. Mentre invece Guido Liguori, testi alla mano, ci mostra come in realtà dentro il Gramsci consiliarista vi sia già un'attenzione al partito. Mi pare anche questo un tema che chiederei di sviluppare al nostro ospite di oggi, che sicuramente lo ha sviluppato molto bene nel volume, scrivendo che questo Gramsci consiliarista tratta i consigli e il partito, cito, come due strumenti, entrambi necessari e dialetticamente presenti l'uno all'altro. In particolare mi pare significativa ed istruttiva la precisazione di Liguori relativa al fatto che già nella fase consiliare il partito per Gramsci non assuma forme disciplinari, garantendosi una funzione direttiva, come si legge in un pezzo del 1919, dal suo prestigio. Detto altrimenti, questo Gramsci, come sottolinea Liguori, è estraneo a quell'iperpartitismo proprio di Bordiga. Come funziona questo partito? Leggo, una citazione dal volume. Qui Guido Liguori cita Il partito e la rivoluzione, è un pezzo uscito sull'Ordine Nuovo il 27 dicembre 1919, non ho portato l'edizione nazionale perché ancora il 19 non c'è, non è stato pubblicato. Ebbene, qui
Il Gramsci ordinovista scrive, cito: «Il partito esercita la più efficace delle dittature, cioè quella che nasce dal prestigio, che è l'accettazione cosciente e spontanea di un'autorità che si riconosce indispensabile per la buona riuscita dell'opera intrapresa. Guai se per una concezione settaria dell'ufficio del partito si pretenda di costringere il processo rivoluzionario nelle forme del partito stesso. Si riuscirà a deviare una parte degli uomini, si riuscirà a dominare la storia, ma il processo reale, rivoluzionario, sfuggirà al controllo e all'influsso del partito, diventando inconsapevolmente organismo di conservazione». Volevo naturalmente leggere questo passaggio, così come volevo leggere quello sull'orologiaio, perché qui abbiamo due Gramsci che tematizzano la funzione del partito, addirittura il partito che esercita una dittatura, basata però sul prestigio. E qui vorrei interrogare Guido. Siamo già, diciamo, a una concettualizzazione ante litteram dell'egemonia? E tanto nell'orologiaio, quanto in questo pezzo sull'ordine nuovo, noi abbiamo i socialisti e i comunisti che saranno sempre rivoluzionari, anche una volta preso il Palazzo d'Inverno. Cioè in qualche misura, quindi, concezione del partito basata sul prestigio, che non si ossifica e non assume forme disciplinari. Mi pare centrale. Ora, nel capitolo terzo, Liguori approfondisce invece il tema del rapporto tra Gramsci e Rosa Luxemburg, anche questa volta senza fare sconti, senza farsi sedurre da pulsioni agiografiche. Di qui pagine intense che interrogano, per esempio, il mancato approfondimento luxemburghiano della questione nazionale e il giudizio nei quaderni su Rosa Luxemburg, inquadrato nel ritmo del pensiero in sviluppo del prigioniero e connesso all'importante tema, ancora una volta, della spontaneità. Al proposito, mi pare che Gramsci, almeno il Gramsci del carcere, in qualche modo, come dicevo in precedenza, non sia un nemico della spontaneità, bensì dello spontaneismo. Su ciò ancora interrogerei Liguori, così come lo interrogerei su quella che lui definisce la divergenza strategica tra Gramsci e Luxemburg. Importante poi il capitolo relativo alla fondazione livornese del Partito Comunista d'Italia, nel quale Liguori, in modo convincente, fa piazza pulita di tutte quelle linee interpretative stando alle quali Gramsci sarebbe al postutto stato contrario alla scissione dalla quale sorge il Partito Comunista d'Italia. Mi pare questo un tema fondamentale e Liguori mi pare spiegarci come Gramsci non sia dubbioso rispetto alla scissione da quel partito socialista che lui considera, diciamoci la verità, un rottame politico e umano. È casomai dubbioso, per usare un eufemismo, rispetto alla prospettiva bordighiana del partito organo e non parte della classe operaia, cui invece appunto Gramsci contrappone l'idea del partito parte. È un altro tema sul quale vorrei sentire il nostro ospite, perché il tema del partito è un tema che, pur trattando del Gramsci volontarista, soggettivista, idealista, soreliano, attraversa tutto il testo e arriva sino agli ultimi capitoli sul Machiavelli, sul rapporto con Lenin, in cui Liguori ricostruisce questo non possibile, questo accertato incontro di Gramsci con Lenin, del quale però poco si è detto, e invece in questo testo abbiamo noi una ricostruzione molto, molto precisa. Il partito di nuovo che ritorna nel discorso sul Machiavelli, di qui la lunga citazione dal quaderno 13 relativa alla categoria della medesimezza, e infine i temi della subalternità, sui quali si è concentrata la dottoressa Clemenza prima di me. Tema fondamentale perché non soltanto in qualche misura in questo capitolo si mettono dei punti fermi su un tema molto dibattuto, anche molto di moda, diciamoci la verità, è stato assai di moda negli studi internazionali, nei subaltern studies, nei post-colonial studies, il tema della subalternità, e sviluppando delle ipotesi già sviluppate in precedenza in un articolo di Liguori, ora non ricordo l'anno ma certamente su Critica marxista,
3 accezioni di subalterno in Gramsci. Come? 2011 mi suggeriscono nel 2011, ecco, questo tema viene ulteriormente sviluppato e tanto in questo articolo del 2011 quanto in questo capitolo del libro. Una cosa che trovo estremamente significativa è la sottolineatura della subalternità anche quale categoria individuale, psicologica, culturale, che per esempio possiamo rintracciare se andiamo a studiare il carteggio tra Gramsci e Tatiana Schucht, ma soprattutto il carteggio tra Gramsci e Julka Schucht. Potrei continuare, però sto prendendo troppo spazio, quindi io ringrazio tutti e tutte e passerei la parola a Tommaso Baris. Grazie. Allora, anch'io mi unisco ai ringraziamenti ai presenti, a tutti voi che siete in sala, ma anche a coloro che mi hanno preceduto e soprattutto a Guido che ci ha offerto l'occasione di poter discutere di questo volume. Allora, succede un po' sempre così quando uno parla alla fine, credo che un po' di cose torneranno e vediamo se riesco magari a dirle però in una maniera diversa. Io devo dire che mi ero appuntato appunto tutta una serie di punti e di questioni che sono stati già anticipati. Anch'io condivido molto l'idea di un testo che in qualche maniera è sul Gramsci, diciamo dalla rivoluzione al 26, diciamo dal Gramsci alle tesi di Lione, quindi al rifondatore per certi, o meglio al Gramsci da ribelle a rivoluzionario, però anche poi da rivoluzionario a rifondatore di un'identità politica che è quella dei comunisti italiani, con una serie di questioni e di propagini che arrivano ovviamente fino ai quaderni, quindi da questo punto di vista Guido fa sempre molta attenzione a proporci una lettura che prosegue nel corso del tempo e che, come già stato detto, abbandona ogni teologismo, ma ci dimostra come le trasformazioni storici, i passaggi storici e la combinazione con l'azione politica, ovviamente in maniera reciproca, producano un cambiamento e una trasformazione. Allora, arrivando poi ad alcuni grandi temi, che ovviamente sono quelli affrontati dai quaderni, e qui egemonia legata all'elaborazione del ruolo del partito, quindi al nuovo principe, il richiamo, infatti la lettura di Machiavelli si conclude in questo senso, mi sembra anche a me che offra questo elemento di lettura di lungo periodo e ce lo offra anche sulla questione della rivoluzione. Provo infatti a metterla così, mi ero segnato alcuni appunti. La centralità della rivoluzione nella prima parte degli scritti, intesa però come arrivo sulla scena pubblica delle masse, popolari che sono in qualche maniera spinte dentro l'accelerazione della Grande Guerra, producendo un momento di rottura, e credo e che in qualche maniera pongono quindi la questione della rivoluzione e l'adesione gramsciana a questa consapevolezza storica, che è qualcosa che si incontra nei primissimi anni con quell'impostazione di tipo volontaristico, fortemente influenzata dall'idealismo e dall'antideterminismo che noi abbiamo incontrato. Però a questa centralità dell'irrompere delle masse mi pare si leghi, come è stata già detto, la questione spontaneismo, spontaneità, e che se ne porta dietro una terza, quella della consapevolezza delle masse rispetto all'azione che stanno compiendosi, quindi, come già è stato ricordato, la loro capacità di trasformarsi in soggetto politico. Soggetto politico, e questo è un tema che torna in tutta la prima parte degli scritti, in qualche maniera capace però di avere una sua autonomia. Anche in questo c'è, credo, ma è stato già ricordato da Piero, un'influenza sorreliana in qualche maniera, no? L'idea che la vera soggettivizzazione si fa nella misura in cui si rompe il legame di dipendenza con l'elite dominante. Allora qui spontaneità, spontaneismo, centralità delle masse si portano e consapevolezza del ruolo che si sta svolgendo si portano dietro la questione
dell'organizzazione, quindi ci portano dentro però la dimensione processuale della rivoluzione. Allora, come dire, abbiamo un passaggio che secondo me in misura diversa è evidente però nei primi scritti intorno a questi temi, cioè come sostanzialmente si manifesti dentro ovviamente l'accumulo dei processi storici, cioè la consapevolezza che forse già nel 19 c'è la consapevolezza, come dire, che in qualche maniera non si è chiusa, almeno la visione di Gramsci, non si è chiusa la fase rivoluzionaria, ma che, come dire, che la rottura dell'ottobre non sia più sufficiente, forse questo sì, e comincia su questo un processo, un ragionamento che lo porta appunto a interrogarsi su quali sono i luoghi e i soggetti di una possibile rottura rivoluzionaria, e da qui, anche qui, il lavoro che Guido fa mi sembra finisca per produrre poi anche qui un viaggio, un attraversamento. Il Gramsci consigliarista è stato detto, indubbiamente un Gramsci che lo abbiamo detto, è stato già detto, democratico è qualcosa di negativo nel senso della democrazia liberale, nel senso degli istituti della rappresentanza di tipo tradizionale. C'è un Gramsci che in qualche maniera anche lì reinterpreta e ritraduce l'idea dei consigli, ma non nel senso, chiaramente il richiamo è all'esperienza sovietica, ma non è anche lì pedissequa ripresa. Cioè c'è l'idea che invece i consigli, in realtà la rottura lì rivoluzionaria ci gioca ancora sull'idea della democrazia dei produttori, e qui anche torna l'influenza sorelliana, quindi sui consigli che sono in qualche maniera il luogo in cui si può costruire un nuovo Stato, partendo però direttamente dalla dimensione economica. Proprio l'esperienza, se questa però è la teorizzazione, già qui abbiamo l'elemento che è stato ricordato, come dire, l'insufficienza da solo dei consigli, la consapevolezza che da quella mobilitazione può nascere un'esperienza nuova, ma solo se, come dire, anche qui di nuovo alla spontaneità delle masse si accompagna un cammino in qualche modo di crescita, di educazione, pedagogico, tema chiaro, come dire, la politica come pedagogia, tema caro qui a Piero che è al mio fianco, e mi pare che proprio questa dimensione sia quella che porti poi alla riflessione sul partito e sulle trasformazioni che il partito deve compiere. Mi sembra che poi dentro questa diciamo, questione si possa leggere il saggio che Guido ripropone, diciamo, le riflessioni di Guido sul rapporto tra Gramsci e Rosa Luxemburg, per certi versi forse no, i due grandi diciamo, eretici per alcuni versi di questa tradizione, ma in realtà appunto anche diciamo, due eretici però non sempre sovrapponibili e non meccanicamente che è possibile mettere a ragionare. Anche qui mi colpisce molto un elemento su cui Guido si è soffermato in qualche maniera, come dire, la collocazione ancora della Luxemburg dentro la tradizione del marxismo della seconda internazionale, ovviamente su posizioni diciamo di sinistra radicale eccetera, ma in cui in qualche maniera l'elemento del determinismo economico come causa dell'azione delle masse è in qualche maniera richiamato come centrale, e proprio dentro questa questa questione che ovviamente le masse quando si muovono sono spinte da questi grandi cambiamenti della storia, agiscono in maniera spontanea, ma ovviamente lo spontaneismo si porta dietro un certo grado di consapevolezza, però se non c'è un intervento, anche qui torniamo alla questione del partito, questo non è sufficiente, come tutto sommato sembra insegnare il fallimento dell'esperienza dei consigli, di cui qui si fa una ricostruzione molto attenta, molto precisa, come dire, che peraltro aiuta anche a sfatare tutta una serie di
letture in realtà storicamente superate, che però vengono spesso riproposte, no? come dire, un biennio rosso incalzante in qualche maniera. Invece qui si capisce come l'occupazione in qualche maniera avvenga già in una fase che è difensiva. Tutta la ricostruzione di Guido è volta anche a sottolineare, no, la consapevolezza anche dei dirigenti ordinovisti su questo elemento, però quel passaggio storico dentro ovviamente un ciclo anche di sconfitte europee ci riporta alla questione del partito, a cui in qualche maniera sono dedicati diversi saggi che si richiamano a Lenin, il problema della scissione e anche in qualche maniera l'ultimo saggio. Allora mi sembra che qui si dicano delle cose come dire, molto importanti. Una, perché va bene, questo chiaramente siamo di fronte a delle semplificazioni giornalistiche, però nel abituale uso tagli e cuci di passaggi gramsciani, no? Questa idea di un Gramsci contrario alla scissione è stata in occasione, ma questo Guido lo sa molto meglio di me, come dire, fortemente riproposta anche, come dire, da giornali in TV. Me l'ero perso, ero rimasto fermo a Ezio Mauro su Repubblica, però diciamo è stata molto ha fatto la trasmissione appunto, è stata molto riproposta. Invece qui è importante secondo me quello che viene affermato, cioè proprio perché in realtà ci sono questi problemi, la costruzione del partito è necessaria. La costruzione del partito è necessaria e quindi su questo c'è il mantenimento di di un convincimento, e qui vengono spiegate le ragioni, eccetera. È vero anche, ma questo è altra questione, altro problema, che il partito che nasce da Livorno è un partito che Gramsci progressivamente comincia a considerare insufficiente rispetto ai compiti che si è dato. E qui, come dire, la ricostruzione del dibattito intorno alla scissione, la ricostruzione del dibattito intorno all'incontro effettivamente realizzatosi con Lenin, ma la domanda sul perché in qualche maniera sia stato dimenticato, cancellato, obliterato dalla memoria o comunque abbia portato anche a una serie di sovraletture, mi sembra che tornino dentro questa questione, no? E anche qui abbiamo una ricostruzione di quello che è sicuramente una fase processuale, da cui la difficoltà a raccontare l'incontro, il problema di far coagulare dall'interno un gruppo dirigente capace di mettere in discussione l'impostazione bordiana. Quindi il problema non è aver fatto Livorno, è averla fatta male, utilizzando una semplificazione, cioè l'idea di aver fatto male Livorno perché non si è stati capaci di portarsi dietro il grosso, in qualche maniera, in realtà non dei quadri dirigenti, ma il grosso delle truppe, ecco, che poi peraltro viene anche spiegato come effettivamente ci sia questo elemento. E però da questo elemento di partenza c'è, anche un elemento che diventa progressivamente di grande riflessione politica, e in cui, e qui mi sembra che la riflessione di Guido sul saggio che è ovviamente dedicato alla questione meridionale è in realtà anche un racconto di quello che si deve fare, cioè di quelle che erano di come Gramsci concretamente preso atto in qualche maniera della chiusura poi del partito bordighiano rispetto alle grandi questioni, anche dell'incapacità della mera proclamazione verbale di fedeltà agli ideali rivoluzionari, si ponga il problema di che cosa significa invece costruire in una progressiva acquisizione dell'idea della rivoluzione come processo, come questione processuale, di come concretamente si debbano coinvolgere i soggetti, e anche poi un allargamento dentro la ricollocazione della storia nazionale, della contraddizione della storia nazionale, di quelli che sono i soggetti da coinvolgere. Questo mi sembra molto interessante perché qui non è ovviamente trattato nel libro, però quello di un fraintendimento della lettura del Risorgimento di Gramsci è forse oggi uno dei temi che noi ci troviamo ad affrontare nel discorso pubblico, una certa semplificazione del discorso sul momento dell'unificazione,
quando poi mi sembra che invece lì ci sia come questione principale proprio un'acquisizione storica. È compito del movimento operaio tornare sull'incapacità delle classi dirigenti liberali di acquisire le masse popolari alle istituzioni statali, e ovviamente uno dei principali demeriti del vecchio Partito Socialista, proprio per il carattere circo Barnum che viene ribadito, multiforme, privo di una vera riflessione teorica, che non ha un reale, come dire, che non riesce poi a svolgere una reale funzione rivoluzionaria, è proprio quello di non essere stato in grado di fare una propria storia ripensata d'Italia, rileggendo questa frattura, quella della mancata inclusione delle masse popolari nelle istituzioni statali e di quelle meridionali in particolar modo, e del perché quindi invece questa soggettività non riesca ad esprimersi autonomamente. Lì la riflessione sugli intellettuali, che ovviamente poi è il germe di categorie che noi ritroviamo poi approfondite eccetera nella questione nei quaderni. Allora mi sembra che questo sia anche un saggio da leggere proprio nel senso di come si costruisce questo nuovo partito, come si arriva a Lione, quali sono le questioni che si pongono, e da lì anche l'idea della ritraduzione dell'esperienza bolscevica, dell'esperienza della NEP, del problema di mantenere l'alleanza operai e contadini anche ricollocandola nella storia nazionale. Questo però lo deve fare il partito, un partito che quindi, come dire, è cresciuto, si è acculturato, è stato educato, che svolge a sua volta una funzione pedagogica rispetto alle masse, anche qui, come è stato detto, non meramente coercitiva, non meramente impositiva, ma in qualche modo basata sulla propria autorevolezza. E mi sembra che, come dire, il saggio che ci riporta Machiavelli quindi torni su questo, cioè la politica. Che cos'è la politica? Ovviamente da Machiavelli impariamo che è una cosa autonoma rispetto alla morale, a una visione non secolarizzata eccetera, però questo anche non basta. Allora come rileggiamo Machiavelli da un punto di vista in qualche maniera che ha mantenuto e fa proprio lo spirito di scissione, quindi da un punto di vista proletario, cioè cosa impariamo da quell'esperienza per arrivare appunto al nuovo principe. Allora la questione del partito però appunto in una sua articolazione estremamente complessa, come dire, mi sembra proprio uno dei fili conduttori che qui arriva, che qui viene raccontato dalle intuizioni del giovane Gramsci negli anni della Grande Guerra, che sono anche gli anni della Rivoluzione, fino a quella che è la riflessione invece più matura nei quaderni del carcere. E devo dire, mi sembra che in qualche maniera parli a quelli che sono i compiti del partito anche, come dire, il ragionamento fortemente filologico che Guido fa rispetto alla questione dei subalterni. È chiaro che qui il riferimento è, ed è stato già detto e ricordato, alla grande uso e alla fortuna che ha avuto questo termine a partire appunto dagli studiosi indiani dei subaltern studies, i quali però nel riutilizzare alcuni termini gramsciani, dominio senza egemonia, come dire, hanno ovviamente, Guido spiega anche perché, quali sono i problemi dell'utilizzo da parte di studiosi che leggono le traduzioni inglesi di Gramsci ma ovviamente non conoscono l'italiano. Da un lato mi sembra comunque, sottolineandone la fecondità o perlomeno il tentativo ancora di un uso politico di quelle categorie, perché poi per certi versi il rischio della filologia invece appunto quello, se usata in maniera stretta e asettica di trasformare Gramsci, come dire, in una specie di classico del pensiero politico, però perdendone, come è stata già ricordata, la funzione militare. Però mi sembra che in realtà appunto questo lavoro filologico che Guido fa rispetto alla categoria di subalterni, a come viene oggi usata nel dibattito soprattutto anglosassone, ma rapportandolo invece a quelle che sono le sue origini, e quindi la triplice distinzione, ci riporta invece a queste questioni: subalterni come intesi chi è ai margini, subalterni come
soggetti che hanno svolto un ruolo, diciamo, a livello della produzione, ma non lo svolgono più nel tempo presente, gli schiavi, ma soprattutto la terza categoria, come dire, il richiamo, cioè alla subalternità, nel senso di un movimento popolare, proletario, che come dire, acquista consapevolezza della sua autonomia e si dà un progetto di rovesciamento. In qualche maniera ritorniamo alla questione, no, del partito e di come il partito deve fare la politica e organizzare questa rivoluzione nel senso di una dimensione processuale, tenendo conto della ricchezza di questi temi. Ecco, mi sembra complessivamente un testo che ci porta dentro questo viaggio gramsciano e che ha il forte merito di tenere insieme riflessione teorica, come poi è caratteristica dell'approccio di Guido, ma con una fortissima attenzione ai diversi passaggi storici e alla relazione che l'elaborazione teorica ha, come dire, con il duro scontro dei fatti, e che questo sia e che dentro questa relazione, a partire da alcune categorie fondamentali, dove più che da alcune categorie fondamentali, diciamo, da un collocamento, da un posizionamento che viene giustamente ribadito oggi, che è quello da cui, come dire, appunto dell'arrovesciamento, come dire, che a partire da questo ci guida dentro, come dire, questo importante contributo gramsciano, restituendo però anche la storicità di queste ricostruzioni e di questi passaggi. Grazie. Grazie di nuovo al professore Maltese e al professore Baris per questi interventi che restituiscono questa complessità appunto ermeneutica nella sua dimensione processuale e sollevano tante questioni che a questo punto chiederei al professore Liguori. Grazie innanzitutto a tutte le presenti e tutti i presenti, grazie ai miei interlocutori, grazie a chi ha organizzato questo incontro, all'Istituto Gramsci Siciliano, a tutti gli amici che si sono adoperati. In primo luogo permettetemi di ringraziare Pietro, con cui è nata un po' all'inizio l'idea di questa discussione, che trovo molto bella, molto ricca, grazie al contributo soprattutto di chi mi ha preceduto. Io non voglio fare una cosa lunghissima, perché spererei poi anche di interloquire con voi, di sentire anche le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre questioni, le vostre contestazioni violente, quello che volete. Insomma, spero in un dialogo anche con voi. Però permettetemi, prima di dire qualche cosa ovviamente alle tante sollecitazioni, veramente hanno passato il libro ai raggi X, sollevando una serie di questioni molto molto difficili anche da dipanare in poco tempo. Ecco, innanzitutto è stato detto molto bene che cosa significa il titolo, perché nuovi sentieri gramsciani, è stato detto da più, e effettivamente questo nuovi ha questo duplice significato. Nuovi perché avevo fatto anche un precedente Sentieri Gramsciani, come è stato ricordato in abbondanza, ma nuovi anche perché il Gramsci che noi conosciamo negli ultimi 2-3 lustri, quindi negli ultimi 10-15 anni, è un Gramsci sostanzialmente nuovo rispetto a quello precedente, perché le acquisizioni storiografiche, biografiche, filologiche e direi anche ermeneutiche ci hanno permesso di entrare nel testo gramsciano, nel significato del testo gramsciano, nel suo pensiero, in modo sostanzialmente nuovo e molto più approfondito rispetto a quello che si era fatto in passato. Guardate, io vengo i vecchi sentieri gramsciani, diciamo il libro del 2006, come anche il ricordato Le parole di Gramsci, venivano da un'esperienza che per me è stata molto bella e significativa, cioè i seminari dell'International Gramsci Society Italia, dell'IGS Italia, che erano proprio seminari intorno a un tavolo di una ventina, trentina di studiosi, studenti, appassionati di Gramsci, professori di varie specializzazioni, di varie parti d'Italia,
che si vedevano ogni 2 o 3 mesi a Roma e dibattevano, ma per 4-5 ore appassionatamente, intorno a un concetto base, a una parola di Gramsci, come poi si dice. Facendo questo perché? Perché noi, in quel momento molto difficile degli studi di Gramsci, alla fine degli anni 90 Gramsci era quasi un cane morto, Gramsci, per parlare di Gramsci bisognava farne un liberale addirittura, e tutti erano liberali e sembrava che il pensiero liberale avesse definitivamente soppiantato Marx e il marxismo, ma avevamo anche alle spalle, prima di quegli anni 90, decenni e decenni di interpretazioni gramsciane. Ricordiamo che già nel 1992 la prima bibliografia internazionale fatta da uno statunitense con i mezzi dell'informatica, collegandosi alle banche dati di tutto il mondo, elencava 6.000 titoli di opere su Gramsci. Adesso siamo arrivati a 22.000. Questa enorme produzione, che già ci appariva enorme allora negli anni 90, era qualche cosa sicuramente da conoscere, sicuramente da studiare. Ho scritto il libro che è stato ricordato, Gramsci conteso, su questo, sulla storia delle interpretazioni gramsciane, ma era anche qualche cosa che volevamo scrollarci di dosso. Volevamo tornare ai testi, volevamo tornare a leggere Gramsci, a capirlo, a cercare di capirlo, cercando i nessi interni alle sue parole, alle sue opere, alle note dei quaderni, allora soprattutto, eccetera, eccetera. Quindi capire ciò che Gramsci aveva realmente detto, al di là delle interpretazioni precedenti, pure tanto importanti, che pure avevano fatto epoca. Ora, io credo che questa esigenza, che poi è andata avanti e sono stati ricordati i lavori importanti collegati all'edizione nazionale, a una nuova storiografia, eccetera, questa esigenza di riscoprire un vero Gramsci, al di là degli usi, pure importantissimi da tanti punti di vista, agli usi politici che erano stati fatti di Gramsci nei decenni precedenti, soprattutto fino al 1991, fin quando era esistito il suo partito, ecco, questo studio abbia restituito un Gramsci del tutto nuovo, e su questa strada ho voluto andare avanti ponendomi da che punto di vista? Ponendomi dal punto di vista di non proiettare su Gramsci i nostri odierni modi di pensare, perché per decenni si è fatto così. Si è proiettato su Gramsci quelli che erano i nostri pensieri, le nostre esigenze, la nostra necessità di fare politica in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, io penso si può anche dire che, sia pure con delicatezza, questo è un libro anche iconoclasta, se vogliamo, come anche soprattutto Pietro ha ricordato. Faccio 2 o 3 esempi per capirci. Era Gramsci un democratico? No, Gramsci non era un democratico come intendiamo noi oggi la democrazia. Gramsci nei quaderni, attraverso l'evoluzione del concetto di egemonia imperniato sul consenso, apre la strada, apre una porta su quella che è l'importanza della democrazia nella storia successiva del suo partito. Ma Gramsci, soprattutto nel periodo di direzione politica, di militanza e di direzione politica prima dell'arresto, quindi, Gramsci sicuramente non era un democratico nel senso in cui noi intendiamo oggi questa parola. Gramsci considerava la democrazia liberale democratica, la democrazia parlamentare, anche perché allora il Parlamento aveva dei vincoli di classe molto forti, non c'era un elettorato universale, no? Le prime elezioni a suffragio estremamente più largo rispetto ai precedenti sono quelle del 1919, e ancora restavano fuori tutto l'elettorato femminile, eccetera, eccetera. Ecco, Gramsci contrappone a quel tipo di democrazia parlamentare quella che è stata richiamata una democrazia consigliare, che oggi noi possiamo tradurre in termini più moderni come una democrazia di base, o, se si vuole, come la necessità di considerare le precondizioni della democrazia. Perché molto interessante, nel capitolo sui consigli accenna a questa cosa. Gramsci si rifà a un certo Marx, si rifà al Marx dello scritto giovanile sulla questione ebraica, si rifà al Marx dello scritto sulla Comune di Parigi del 1871. In che senso?
nel senso che egli cerca di scardinare quella che Gramsci cerca di scardinare, quella che era stata già una situazione denunciata dal giovane Marx, cioè nel fatto che io, quando vado a votare per il mio parlamentare, per il Parlamento, eccetera, sono uguale a tutti gli altri nel momento in cui voto. Il mio voto vale esattamente come quello di tutti gli altri, ma quando io esco dal seggio elettorale, col cavolo che sono uguale a tutti gli altri. Io fin quando c'era il povero Berlusconi dicevo ai miei studenti fra me e Berlusconi c'è una certa differenza di potere nella realtà, anche se il nostro voto è del tutto uguale. Questo che Marx aveva indicato con la celebre dicotomia, si rifaceva a Rousseau, alla Rivoluzione francese, citoyen e bourgeois. Come citoyen siamo tutti uguali, siamo tutti cittadini, bella la cittadinanza, i diritti di cittadinanza, ma Marx li respinge questo discorso in toto. Come cittadini siamo tutti uguali, ma come bourgeois, cioè come appartenenti a una classe sociale, non siamo tutti uguali. Allora, come conciliare, come superare questa dicotomia, questo blocco concettuale e politico? La risposta che dà loro una generazione di rivoluzionari, non solo in Russia, nascono in Russia i soviet, no? Nel 1905, poi vengono ripresi nel 1917, poi si cerca di tradurre i soviet non solo in Italia ma in tutta Europa. Nasce una repubblica dei soviet in Baviera, la rivoluzione tedesca del 18 si fa in base alla creazione dei soviet, dei soldati e degli operai, nasce la Repubblica dei Soviet d'Ungheria. Insomma, nel 18, 19, 20 c'è un'ondata di nuova democrazia soviettista in tutta Europa. E questo comunque viene sconfitta questa ondata. Poi come vengono sconfitti per vari motivi, tentativi di rivoluzione in Occidente. Io non sottovaluto affatto anche la debolezza della risposta consigliarista di fronte alla complessità dello Stato moderno, però è sicuramente un'eredità da non buttare con l'acqua sporca nel momento in cui oggi vediamo di nuovo una democrazia parlamentare, una democrazia rappresentativa estremamente svuotata sia dall'enorme potere che ha acquistato il governo o l'esecutivo, sia anche dal fatto che ormai in molti paesi occidentali vota più o meno la metà degli aventi diritto. Allora, come si fa a riattivare questa democrazia? Come si fa a riattivare questo circuito virtuoso che i nostri padri costituenti avevano pensato di instillare una volta per tutto nel tessuto politico nazionale, se non forse, dico forse, riattivando forme di democrazia di base, di democrazia dei produttori che in qualche modo si intreccino, io non dico più che sostituiscano, ma che si intreccino con la democrazia parlamentare. Altro esempio, era Gramsci antifascista? No. Non era antifascista come intendiamo noi il termine, come ideologia pratica, politica dell'antifascismo. Sicuramente Gramsci era un nemico del fascismo, questo non ci piove ovviamente, ma Gramsci non era per fare dell'unità antifascista il centro, direi addirittura, se mi passate la parola, il feticcio della propria azione politica. Gramsci ancora nel 1926, nell'estate, pochi mesi prima che lo arrestassero, dice esplicitamente nel corso di un comitato centrale che la rivoluzione proletaria è all'ordine del giorno in Italia, che c'è ancora una possibilità di rivoluzione proletaria. Sbagliava? Certo che sbagliava, ne ha fatti tanti sbagli Gramsci, non è che ne dobbiamo fare un santino. Resta il fatto che lui esce, anche di fronte per esempio al delitto Matteotti, 1924, sono i comunisti che vogliono rompere con l'Aventino, sono i comunisti che cercano un motivo qualsiasi per tornarsene in Parlamento perché non ne possono più di quell'unione che viene considerata in qualche modo una bestemmia, di quell'unione con i liberali, con i democratici, con coloro che ancora aspettavano l'intervento del re, che abbiamo visto come c'è stato, eccetera, eccetera. E Gramsci pone delle condizioni a questi partiti moderati che questi partiti moderati non possono accettare.
La condizione qual è? Quella di uno sciopero e di un antiparlamento sulla base dei comitati operai e contadini. Ecco che tornano i soviet. E come faceva Giovanni Amendola ad accettare la condizione di un'azione politica posta sulla base dei comitati operai e contadini? Come faceva Nitti? Come facevano gli antifascisti? Ma perché Gramsci aveva una radicalità che oggi di cui ci pare anche difficile parlare nella politica odierna, ma se noi facciamo un lavoro storiografico, sulla storia delle idee, sulla storia dei fatti, questo era Gramsci, non era un antifascista nel significato. Il caso Matteotti, si sono riaperte le polemiche in quest'anno, che è l'anniversario del martirio di Matteotti, la famosa frase di Gramsci, pellegrino del nulla. No? Era Pellegrino? Sì, Pellegrino del nulla. Perché Gramsci dice questa frase? Innanzitutto va contestualizzata. C'era stato, non mi ricordo adesso se Matteotti o Turati, che aveva definito i comunisti pellegrini di Mosca. E lui allora replica che invece Matteotti, dopo averne però, non si può mettere fra parentesi, dopo averne elogiato il martirio, dopo aver ricordato il martire, dopo aver speso parole importanti su questo, che pure era un avversario politico per lui, era un socialista riformista, quindi era un avversario politico. Però poi gli dice, vabbè, però Matteotti è stato un pellegrino del nulla. Perché un pellegrino del nulla? Perché per lui il riformismo era una cosa che non avrebbe portato da nessuna parte. Perché resta forte ancora nel Gramsci del 1924-1925, una ipotesi fortemente rivoluzionaria. Il suo essere parte dell'Internazionale comunista non è un indossare una maglietta tipo un supporter di una squadra di calcio. Lui esprime effettivamente, cerca i modi per tradurre l'esperienza rivoluzionaria bolscevica in un linguaggio adatto all'Occidente, che sicuramente, io l'ho chiamato in modo un po' immaginifico, la rivoluzione del concetto di rivoluzione, sicuramente è un'altra cosa dall'assalto al Palazzo d'Inverno, sicuramente è un'altra cosa, cioè dalla rivoluzione come insurrezione. Questo non c'è più in Gramsci, sicuramente è un suo grande merito aver superato questa impasse, prendendo spunto anche dai consigli dello stesso Lenin. Però Gramsci vuole sempre il socialismo, Gramsci vuole sempre in ogni momento il superamento di questa società capitalistica. Ecco, io credo che non sia giusto oggi mettere tra parentesi, dimenticare queste verità storiche soltanto perché magari oggi ci appare un tantino più difficile e non crediamo più che sia possibile superare la società capitalistica, oppure ci crediamo ma ancora siamo confusi di fronte alle strade, i modi e le forme, eccetera. Quindi Gramsci era unitario? Nel senso, sì, ma nel senso dell'unità operai contadini, nel senso dell'unità di classe di tutti gli sfruttati. Non era unitario nel senso dell'unità coi partiti antifascisti, eccetera. Ecco, per questo io dico rimettere Gramsci sulle sue gambe, perché che cosa è successo noi? Cioè, Togliatti ha fatto un'operazione, a mio avviso, geniale nel dopoguerra. In che senso? Esiste una parola, un termine, una categoria centrale nei quaderni che soltanto una ventina di anni fa si è enucleata e messa sotto i riflettori, la categoria di traduzione. Nei quaderni, ma in tutta l'opera di Gramsci, è fondamentale la categoria di traduzione. Cosa vuol dire tradurre? Vuol dire che non si può trasporre un messaggio, un'esperienza storica, una politica da un paese a un altro paese, da un'epoca a un'altra epoca. Non si può mai copiare e basta un modo di fare politica, bisogna come il vero traduttore fa. Che fa il vero traduttore? Mica traduce parola per parola, viene una schifezza. Ricrea tutto un modo di dire, ricrea tutto un discorso in modo che chi fruisce della traduzione non si rende neanche conto che è una traduzione, legge come se fosse stato scritto nella sua lingua di appartenenza. Così disse Lenin nel 1921 agli altri comunisti sovietici: noi non abbiamo saputo spiegare ai compagni dei partiti occidentali che loro non potevano copiare la nostra rivoluzione, dovevano cercare le loro vie
per la rivoluzione. Non bastava, non era, e copiarlo portava, come portò di fatto storicamente, alla catastrofe, 2 o 3 rivoluzioni fallite in Germania, perché erano insurrezioni senza senso in uno Stato avanzato, a capitalismo avanzato, con una società civile sviluppata, eccetera, eccetera. Quindi Gramsci cerca di tradurre Lenin. Ebbene, anche Togliatti ha fatto un'operazione del genere, ha fatto una grande operazione di traduzione di Gramsci. Gramsci scriveva a metà degli anni 30, quando c'era ancora il fascismo, stava in un carcere, non poteva sapere della Seconda Guerra Mondiale, non poteva sapere soprattutto di un mondo diviso in 2 sfere di influenza fra 2 superpotenze, nel mondo nel quale l'Italia poi finiva per essere collocata nella sfera occidentale, senza la possibilità di pensare in breve periodo di scavallare la cortina di ferro e diventare socialisti. Allora che cosa ha fatto Togliatti? Un'operazione geniale, l'operazione Gramsci. Traduce quello che Gramsci aveva pensato nei quaderni del carcere e lo adatta a una situazione per tanti versi nuova. È un'operazione importante, ripeto, geniale. Mi piace ripetere questa parola perché la consiglio veramente un'operazione geniale. Ma Togliatti, nel fare questa operazione, ci mette molto della sua esperienza politica, che non era più l'esperienza politica di Gramsci, era l'esperienza politica della guerra civile spagnola, era l'esperienza della guerra civile europea, della lotta contro il nazifascismo, che era diventata una lotta all'ultimo sangue. E quindi Togliatti, quando scopre o riscopre la democrazia anche parlamentare, anche se quella di Togliatti era un parlamentarismo aperto a forme di democrazia progressiva, come si diceva allora, eccetera, eccetera, mette, pur dicendo che quella politica veniva da Gramsci, che era la politica di Gramsci, in realtà Togliatti fa la politica di Togliatti, cioè ci mette dentro le sue scoperte teoriche, le sue acquisizioni storiche, eccetera, eccetera. Quindi Togliatti fa una traduzione. Noi per molti decenni, perché Togliatti è stato il più grande interprete di Gramsci e ha dato delle dritte interpretative che ancora restano fondamentali. Quando Togliatti nel 56-58 dice Gramsci è un uomo politico, quando Gramsci scrive anche in carcere scrive di politica, non scrive di letteratura, di antropologia, scrive sempre di politica, è un uomo politico e il suo pensiero, la sua filosofia come Gramsci aveva detto Lenin, la sua filosofia va cercata nella sua politica. La verità più profonda del suo modo di scrivere, agire, pensare è politico. E questa è un'indicazione che ci dà Togliatti, che è ancora pienamente valida. Quindi noi ci trovammo negli anni 90 a dire basta con questa interpretazione di Gramsci che in realtà appioppa Gramsci, scusate la parola poco elegante, appioppa Gramsci un sacco di cose che Gramsci non pensava. Riscopriamo che cosa ha detto veramente Gramsci, rileggiamo veramente Gramsci. Oggi secondo me si tratta di mettersi pazientemente a leggere veramente Gramsci, non le antologie, le cose, le frasette, eccetera, ma veramente leggere tutto Gramsci che gli studi odierni ci stanno consegnando. Io è quello che ho tentato di fare anche con questo libro. Ho cercato, è stato anche accennato e ne sono particolarmente contento, un libro scritto con un linguaggio accessibile a tutti. Sarà che ho insegnato 25 anni e più, ma per me questo è un grande vanto. Scrivere per farmi capire, per me questo è un grande vanto. Scrivere per pochi eletti non mi piace. Quindi ho cercato di fare questo, ho cercato di ricostruire cosa veramente Gramsci ha detto e non cosa noi pensiamo che abbia detto, e ho cercato di farlo con un linguaggio accessibile a tutti. Tenendo insieme, ripeto, storia, analisi del testo, filologia, biografia, soltanto dall'incrocio di quello che ha scritto con il mondo grande e terribile, come lui diceva, in cui operava, con il momento storico in cui scriveva quello che noi oggi leggiamo, possiamo capire veramente quello che Gramsci voleva dirci, sia prima del carcere e sia ancora di più forse nel carcere. Questo libro ha 6 capitoli sul Gramsci precarcerario e da questo punto di vista forse involontariamente hanno anche una loro organicità, costituiscono quasi
un'introduzione a Gramsci, al Gramsci precarcerario, e poi ci sono 3 capitoli, come è stato già detto, sul Gramsci carcerario. Ora rispondo telegraficamente ad alcune questioni precise, puntuali, alcune domande, diciamo, che mi sono state poste. Spontaneità, spontaneismo. Era Gramsci spontaneista? Sicuramente no. Come già stato ricordato, anche quando nel periodo più, diciamo, consigliarista, quando ancora non c'era un partito rivoluzionario, Gramsci ha sempre presente l'importanza del partito. L'importanza del partito, che non vuol dire sminuire l'importanza dell'azione in prima persona dei movimenti, delle masse, dei consigli, chiamatela come volete, ma è sempre un rapporto che lui vede come un rapporto profondamente dialettico. C'è una frase di quello scritto di Marx, molto breve e molto importante, del 1943-44, le tesi su Feuerbach, 45 forse, 44, no? O 45? 45, in cui praticamente è visto il rapporto fra chi agisce e cambia il contesto in cui agisce e il contesto che nello stesso tempo produce e cambia il soggetto. Quindi un rapporto dialettico, un rapporto reciproco fra l'educazione, fra l'educatore e l'ambiente che lo educa, che lo forma, che lo produce. Ecco la soggettività intesa in modo dialettico. E anche il partito e le masse, il rapporto fra partito e masse è un rapporto estremamente dialettico, perché le masse sono il vero soggetto della storia per Gramsci, ma il partito educa le masse e nello stesso tempo deve essere pronto però anche a farsene educare, se no diventa una superfetazione burocratica che non è più... quindi questo è lo spontaneismo di Gramsci, no? Spontaneità, importanza della spontaneità, senz'altro sì. Qui c'è anche la differenza con Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg non è mai stata spontaneista. Rosa Luxemburg è sempre stata, lo diciamo con un linguaggio moderno, partitista. Rosa Luxemburg è stata addirittura dirigente di 2 partiti contemporaneamente, quindi come si faccia a dire che sia antipartitista mi risulta difficile. Quello che Gramsci, come è stato ricordato, critica in Rosa Luxemburg è soprattutto il determinismo dell'elemento economico che produce l'azione di massa. Ecco, questo sicuramente sì. Questo elemento Gramsci non lo vede all'inizio, perché quando Luxemburg è stata assassinata da poco prevale, diciamo così, una certa, non dico geografia, ma insomma l'emozione e anche l'esaltazione del martire, della dirigente rivoluzionaria. Ma poi che cosa succede a Rosa Luxemburg? Succede che nel 21 Lenin la esalta come l'aquila, no? C'è il famoso proverbio russo, un'aquila può arrivare fino a terra, può abbassarsi fino a terra, ma poi volare anche molto in alto, una gallina non, sta solo a terra, non può volare molto in alto. Rosa Luxemburg è un'aquila nella storia del movimento operaio, questo dice Lenin. Quindi Gramsci fa parte di questo clima. Poi il clima nell'internazionale cambia. Rosa Luxemburg viene demonizzata soprattutto dal 24, 25, 26, anche dagli stessi gruppi che hanno preso il controllo del Partito Comunista Tedesco. Si dicono frasi irripetibili contro Rosa Luxemburg, e poi nel 1931 Stalin ci mette il timbro funerario apparentando Rosa Luxemburg con Trotsky, quindi chiaramente era la condanna definitiva. Ecco, secondo me Gramsci è ingiusto nei Quaderni del carcere quando bolla in modo così, quando prende Rosa Luxemburg e ne fa l'emblema della comunista che vuole la rivoluzione, insurrezione e basta. Perché Rosa Luxemburg non è soltanto questo. Se si leggono con attenzione gli scritti di Rosa Luxemburg non c'è soltanto questo. Qui io ritengo che Gramsci sia un po' ingiusto, ma sicuramente la differenza concettuale fra i due sta nel fatto che in Rosa Luxemburg l'importanza della crisi economica è ancora, appunto, come si è detto, di matrice seconda internazionalista, cioè è la crisi che provoca la rivoluzione. Gramsci ha capito che non è così. Gramsci ha visto la crisi del 29, terribile, che non ha provocato nessuna rivoluzione, anzi ha provocato il fascismo, il nazismo,
anche in Germania oltre che in Italia, eccetera, eccetera. Quindi Gramsci, uno dei punti di partenza per cui Gramsci scrive I quaderni al carcere è proprio cercare di capire se la crisi economica non muove più le masse, non provoca la rivoluzione, cosa bisogna fare allora per arrivare alla rivoluzione. Quindi una diversità fra Gramsci e Rosa Luxemburg sicuramente c'è. Il prestigio. Il partito, no? C'è un articolo, il partito fondato sul prestigio. Il prestigio era una parola importante negli studi universitari di Gramsci, perché Gramsci era soprattutto uno studioso di glottologia, cioè la filosofia del linguaggio di allora, e il prestigio era proprio la parola usata da una certa scuola di pensiero per cercare di far capire come una lingua si allargava e conquistava nuovi territori. Come lo faceva? Lo faceva col prestigio. Ecco quindi che il prestigio è stato visto da alcuni studiosi, penso per esempio a un libro bello della fine degli anni 70 di Franco Lo Piparo, 79 se non sbaglio. Il prestigio è stato visto come un antecedente del concetto di egemonia. Secondo me c'è del vero, non bisogna fare l'errore di dire, come mi sembra che Lo Piparo faccia, che l'egemonia allora viene soltanto dagli studi linguistici di Gramsci e dal concetto di prestigio, perché non è così, perché egemonia era un termine usato nel partito bolscevico fin dagli inizi del Novecento e che Gramsci apprende durante il suo soggiorno moscovita nel 1921-22. Gramsci a Mosca a rappresentare il PCD presso l'Internazionale e quindi usa in senso bolscevico fino al 26 e poi nei quaderni inizia anche una elaborazione ulteriore abbastanza diversa da quella più limitata dei bolscevichi. Quindi sicuramente il termine prestigio è un termine molto importante per Gramsci e questo suo dire che il partito deve la sua forza nasce dal prestigio e non da altri strumenti, secondo me è già in nuce, se vogliamo, se permettete una semplificazione pazzesca, è già in nuce una dichiarazione di antistalinismo che sarà abbastanza evidente anche lì in nuce nella lettera del 1926 al Comitato Centrale del Partito Bolscevico. E vabbè, altre questioni, Livorno sì, Livorno no, questo è stato detto, tutto il male possibile di Ezio Mauro ovviamente, ma mi soffermo un minuto, poi magari mi taccio su questo capitolo sull'incontro fra Gramsci e Lenin. Lì devo dire, confesso, mi sono divertito da matti, perché ho fatto un po' il canfora della situazione, cioè ho fatto un'indagine storiografica, perché il punto di partenza di questo mio studio sta in questo. Gramsci e Lenin si incontrano il 25 ottobre 1922. Si sa di questo incontro in Italia in modo certo nel 2014, 92 anni dopo, cioè una cosa così importante come un incontro, l'unico incontro fra Gramsci e Lenin, perché è rimasto nascosto per 92 anni? Io potrei dire a questo punto compratevi il libro, lo saprete, ma non ci guadagno niente a vendere libri, quindi ve lo dico io. E la questione è abbastanza curiosa, perché Gramsci ha un figlio in Russia, aveva un figlio, ora è morto. Quando gli storici sovietici nel 1972 iniziano a preparare una vita cronologica di Lenin, una cronobiografia di Lenin, prendono anche le agende del Cremlino. Lenin dopo la rivoluzione abitava al Cremlino, era a capo del governo, e vedono, per ricostruire questa vita cronologica, vedono anche l'agenda del Cremlino e lì scoprono nel 72 che Lenin ha incontrato anche un certo Antonio Gramsci. C'è questo Giuliano Gramsci un nome noto che loro conoscono ovviamente come il fondatore del Partito Comunista Italiano, e allora parlano col figlio di Gramsci, Giuliano,
e gli dicono: senti, ma qui risulta che tuo padre ha incontrato Lenin, ma puoi chiedere ai compagni italiani, agli studiosi, agli storici che tu frequenti. Giuliano e anche il fratello Delio venivano in Italia abbastanza spesso, conoscevo moltissimi comunisti italiani, vuoi chiedere qualche notizia, qualche informazione? Allora Giuliano Gramsci prende carta e penna e scrive una lettera a Camilla Ravera, che era stata una dirigente di primissimo piano degli anni 20-30 del PC e anche amica personale di Gramsci, era di Torino, lei è quella che racconta il famoso episodio: Gramsci torna da Livorno a Torino in treno dopo il congresso a scissione, va direttamente alla redazione dell'Ordine Nuovo, che allora era diventato quotidiano, apre la porta della redazione e dice: Livorno, che disastro! Ecco, e da lì Ezio Mauro poi ha incominciato a fantasticare sul fatto che Gramsci era contrario alla scissione, insomma. Ma tornando a Camilla Ravera era a Mosca nei giorni in cui Gramsci incontra Lenin, o subito dopo arriva a Mosca per il 4° congresso dell'Internazionale, e Gramsci si confida all'amica, le racconta, e Camilla Ravera scrive questa lettera a Giuliano e gli dice: no, mi ricordo benissimo, Antonio mi ha raccontato più volte del suo incontro su Lenin, lettera privata a Giuliano. E siamo nel 72. L'anno dopo, nel 73, esce l'autobiografia di Camilla Ravera, un libro di 700 pagine in cui si sofferma sul soggiorno moscovita e dice: rincontrai Gramsci dopo che non ci vedevamo da un anno, che felicità, abbracciamo, parlammo per giorni e giorni e notti e giorni. Non dice una parola sul fatto che Gramsci aveva incontrato Lenin. Perché? La spiegazione che ho dato io, ovviamente non è che ci sono certezze, ma la spiegazione che ho dato io è che in quell'incontro, fra le altre cose di cui si è parlato, Lenin abbia chiesto, non era la prima volta che Gramsci riceveva questa richiesta, abbia chiesto in modo abbastanza deciso, visto anche la personalità che era, abbia chiesto a Gramsci di accettare di sostituire Bordiga ai vertici del Partito Comunista d'Italia. L'Internazionale, Lenin in persona e Trotsky e Zino non ne potevano più di Bordiga, non ne potevano letteralmente più. Bordiga faceva un tipo di politica estremamente settaria, estremamente coi paraocchi, per lui il fascismo non era che una variante come un'altra del dominio capitalistico, insomma lo volevano far fuori e avevano individuato in Gramsci l'unico che lo potesse sostituire degnamente. Avevano provato a chiederglielo una volta già a Roma, Gramsci cercava di rimandare la questione perché Gramsci non voleva che la sostituzione apparisse un atto deciso dall'alto, un atto diciamo non... Lui chiedeva una discussione politica del partito. Se la linea di Bordiga, a parte il fatto che ammirava Bordiga per tante cose, per la sua capacità di lavoro, per la sua personalità fortissima, ma diceva: se il PC deve cambiare linea politica, apriamo una discussione politica, non apriamo una discussione sul massimo dirigente. Non c'era la carica di segretario allora ancora, sarà creata nel 1924. Il primo segretario del Partito Comunista d'Italia fu Antonio Gramsci. Bordiga prima era l'esponente più influente, la personalità più forte all'interno di una segreteria di 5 persone, non esisteva la carica di segretario. E quindi Lenin e Gramsci comunque probabilmente concordano su una cosa: questa discussione non è mai avvenuta. Quando Lenin parla con la Ravera, le impone questo patto del silenzio, le chiede di non farne mai parola. Durante il famoso carteggio per la costituzione del gruppo dirigente del PCD nel 23-24, quando scrive decine di lettere a Terracini, a Togliatti, eccetera, mai Gramsci fa parola di questo incontro con Lenin, che pure lo avrebbe potuto aiutare a convincere i suoi amici, vecchi amici dell'Ordine Nuovo, a stare dalla sua parte e a lasciare Bordiga, perché dice l'autorità di Lenin chiaramente non era un'autorità di poco. E ancora dopo 50 anni Ravera ammette l'incontro in una lettera privata, ma non ha il coraggio, ma non vuole scriverlo lei pubblicamente nelle sue memorie. La notizia dell'incontro fra Gramsci e Lenin sarà pubblicata in Unione Sovietica, la cosa sfugge, in russo ovviamente, la cosa sfugge
agli storici italiani e di tutto il mondo, e ci vorrà appunto un libro in Italia del figlio di Giuliano Gramsci, Antonio Gramsci Junior, noi lo chiamiamo Junior per distinguerlo dal nonno, ma se no si chiama Antonio Gramsci, che in appendice pubblica la lettera trovata fra le carte del padre di Camilla Ravera sul famoso incontro fra Gramsci e Lenin. Ecco, quindi questa è la storia di questo strano incontro che è stato reso noto soltanto 92 anni dopo. Vabbè, ci sono tante altre questioni, ma io forse mi fermerei qui e vediamo se c'è da discutere anche con qualche amico e compagno o compagna o amica del pubblico. Così, solo una piccola nota, quelli sono anni comunque un po' anche di recupero della figura di Bordiga, quindi probabilmente ammettere quella cosa lì significava anche, come dire, avallare, come dire, l'idea che ci fosse stato l'intervento, però non lo so. No, però insomma, mi pare il libro della De Clementi sia... Siamo negli anni 60. Cioè inizia, no, come dire, con la nascita della nuova sinistra un po' si recupera la figura di Bordiga, poi diciamo quanto utilmente è un'altra discussione. Allora, ci sono interventi, prego. Costantino, forse devo chiedervi di avvicinarvi. Cioè qui c'è un microfono senza filo. Ah, ok, scusate, qui perdo voi. Nel mio fare il balletto. Ma i temi affrontati sono tanti, per cui mi limiterò solo a sottolineare alcune cose. Mi dispiace, come dire, che emerga la figura di un Gramsci tutto chiuso, naturalmente era recluso, ma tutto chiuso in se stesso nell'ambito, diciamo, non che sia venuta fuori, ma il rischio è che oggi si configura questa visione di un Gramsci, oltre a quella di un Gramsci in frammenti, che invece cercava nei quaderni del carcere di ricondurre a una certa unità. Flash. Per quanto riguarda quello che scrive sulla Comune di Parigi, citando Marx, nei quaderni dice che Gramsci, che era stata la classe operaia, si era dimostrata la più capace di iniziativa e di ricerca di consenso, no? Questo è un aspetto che viene fuori poche volte, è importante, perché se dobbiamo proprio trovare una delle radici del concetto di egemonia, lo troviamo anche nell'analisi di quanto scrive sulla Comune di Parigi. 2. Che Gramsci non conoscesse Marx. Ho una lettura dei quaderni Prima del 17, prima della rivoluzione russa. Che non conoscesse Marx, anche se aveva scritto qualcosa sulla rivoluzione. Quello nel dicembre del 17. Certo, vabbè, ma voglio dire, negli scritti dal carcere scrive addirittura molte pagine sul capitale determinato, cioè facendo un'analisi nel cuore dell'economia politica. Il mercato determinato, categoria di mercato determinato. Mercato determinato che non viene fuori nell'analisi di Marx. Quanto poi ai quaderni, che naturalmente seguono un'evoluzione, Gramsci dialoga col liberalismo. Come no? Si dialoga con i massimi rappresentanti addirittura. C'era un certo scienziato della politica che si chiamava Gaetano Mosca, col quale dialoga e col quale fa un'operazione di grandissimo livello, di fondazione della scienza politica in Europa. Altra questione. Gramsci era stato a Vienna, dove non solo, lui in carcere già aveva scritto, aveva letto Parlamento e Governo del massimo rappresentante
liberal democrazia europea, che era quello di Max Weber. E difatti ci sono note sui quaderni di grandissimo livello che fanno vedere questa grande apertura. E nello stesso tempo da Weber prende le critiche al parlamentarismo, perché quel Weber che scrive il Parlamento del governo è già critico del parlamentarismo, dove dice proprio molto chiaramente che ormai i parlamenti erano, si badi, sono quasi testuali le parole, erano una consaglia di riunioni di partito che decidevano tutti anche al di fuori del Parlamento, e quindi la critica del liberalismo. L'altra cosa, non so se Tocqueville, se avesse letto Tocqueville, ma c'è una categoria che ci parla molto del presente, una categoria ben precisa, che è quella fragilità delle situazioni democratiche, dove fa alcune analisi proprio molto critiche e nello stesso tempo di grande livello sulla democrazia e sulla sua fragilità, proprio una categoria molto precisa. Vabbè, mi fermo qui perché non la voglio fare lunga, no? Comunque apprezzando il libro, che prometto che leggerò. Vabbè. Preferisce raccogliere più domande o... Ma qui ce ne stanno già 5 o 6, io forse vuoi incomincerei a rispondere su queste in modo... Vai. Allora, va bene, rispondiamo prima a questa? Sì, molto, molto velocemente. C'è stato un equivoco. Io non ho detto che, neanche Pietro Maltese penso abbia detto che Gramsci non conoscesse Marx. Il discorso è diverso. Ha incominciato a studiare seriamente Marx a partire dalla rivoluzione d'ottobre, quindi sulla scorta di Lenin. Quindi è chiaro che dal 1917-18 in poi rilegge o legge per la prima volta o approfondisce molti testi di Marx, e durante il soggiorno in Russia addirittura è in contatto con coloro che stavano preparando edizioni di scritti marxiani che usciranno soltanto alcuni anni dopo, come l'ideologia tedesca, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente Gramsci conosceva Marx, era il giovanissimo Gramsci, che non è che non conoscesse Marx, ma per il quale Marx, non sono io a dirlo, lo dicono tutti gli studiosi del rapporto fra Gramsci e Marx, penso per esempio ai saggi di Francesca Izzo, eccetera, Marx era uno dei tanti autori di Gramsci, insieme a Mosca, insieme a Croce, insieme al pragmatismo americano, insieme a Bergson e Sorel, che avevano un peso più rilevante di Marx nella formazione precedente al 1917. Sulla Comune di Parigi non è che io non ho parlato degli scritti di quando Gramsci parla della Comune di Parigi, è Marx che negli scritti sulla Comune di Parigi accenna al problema della rappresentanza, elevando quasi a modello quello della Comune di Parigi. Diciamo che è una mitizzazione, una forzatura quella di Marx, perché la Comune di Parigi, parliamoci chiaro, dura 2 mesi, non è che in 2 mesi abbiano potuto fare chissà che cosa, però Marx prende spunto da quei 2 mesi e, diciamo così, proietta alcune acquisizioni della Comune di Parigi e ne fa, poi Lenin ne farà qualcosa di paradigmatico, ma io ricordo anche che l'anno dopo la Comune di Parigi Marx, nel discorso di Amsterdam del 1872, dirà che non per forza bisogna andare al potere in modo insurrezionale e rivoluzionario, dirà che in paesi democratici come gli Stati Uniti o l'Inghilterra o l'Olanda una classe operaia sempre più forte e organizzata può anche arrivarci in modo pacifico. Quindi diciamo c'è in Marx anche una grande articolazione su questo. Io il riferimento che Gramsci fa negli scritti, non nei quaderni, ma negli scritti dell'Ordine Nuovo, e al Marx, scusate, dello scritto sulla questione ebraica e dello scritto sulla Comune di Parigi, nel senso che dicevo. Dopodiché Gramsci dialoga con il liberalismo, bisogna vedere in che modo. Cioè, prima di tutto non direi che Mosca è la quintessenza del liberalismo. Mosca è un grande esponente della storia della scuola elitista, il fondatore, se vogliamo, anche se con un altro nome, della scuola elitista. Poi è vero
che cambia un po' le sue posizioni fino ad arrivare a firmare il manifesto antifascista di Benedetto Croce e poi si ritira a vita privata, era comunque senatore del Regno, non è che viene messo in carcere, e Gramsci dialoga con Mosca, ma sicuramente prende molto la Mosca, secondo me è influenzato parecchio dagli elitisti, ma in che senso? Non sul versante liberale, nel senso che contesta l'affermazione centrale di Mosca per cui la distinzione fra rappresentati e rappresentanti, fra governati e governanti non verrà mai meno. Gramsci invece ha quel seme utopista che coltiva tutto il marxismo, compreso Lenin, compreso Marx, per cui si arriverà a una fase comunista in cui gli uomini e le donne saranno capaci di autogovernarsi e quindi verrà in qualche modo meno la distinzione fra governati e governanti. Nei Quaderni del carcere è ripetuta diverse volte questa affermazione che parte proprio dalla critica a Mosca. Semmai citerei il dialogo con Benedetto Croce, ma anche lì, insomma, la religione della libertà di Croce è mazzolata in tutti i modi, insomma, e non c'è un adeguarsi di Gramsci a Croce, c'è una critica molto forte. Certo, la critica come la faceva Gramsci. Gramsci non è che critica dicendo che schifo, Gramsci entra nel terreno dell'avversario, si impossessa dei suoi concetti, dei suoi nodi concettuali e poi in qualche modo li decostruisce e ne dimostra l'errore. Questa è una critica intelligente, una critica molto colta, è una critica con un bagaglio di conoscenze che è inutile dirlo, insomma, è una critica che Weber muore nel 1920, poverino. Weber è un nazionalista tedesco fino alla Prima Guerra Mondiale. Di fronte alla catastrofe della Germania che perde la guerra e al Kaiser che deve abdicare, poverino, Weber viene colto giustamente da un ripensamento e incomincia a collaborare alla costruenda, quella che sarà in futuro la Repubblica di Weimar, però muore nel 1920 o 22, non mi ricordo, insomma in quegli anni lì muore subito Weber. Però è vero, sono d'accordissimo che Gramsci conosce alcuni scritti importanti di Weber sulla rappresentanza. Sul lavoro intellettuale e la politica come professione. Sì, non ci sono, mi sembra, tracce certe di questo, forse l'aveva letto, io preferisco dire che lo possiamo ravvicinare. Comunque sicuramente ha letto altri scritti di Weber di cui parla esplicitamente e sicuramente si misura anche con questo grandissimo autore, ma non mi sembra che ne subisca particolarmente l'influenza. Però insomma sono opinioni a confronto, giustamente. Allora sì, c'erano altri interventi. Uno era di Alberti. Anche perché in realtà hai già risposto, perché la questione era qual era il grado di conoscenza di Marx, del Marx del Capitale nel giovane Gramsci, visto che uno degli scritti più famosi del giovane Gramsci è l'articolo La rivoluzione contro il capitale, quindi mi chiedevo quando inizia lo studio di Marx e quale Marx economista Gramsci conosce a questo stadio. Ecco, però in parte hai già risposto. Intanto buonasera a tutti e a tutte, colgo l'occasione per ringraziare l'Istituto Gramsci, Guido e tutti coloro che hanno partecipato per questo evento. Faccio un bilancio non richiesto, mi pare un evento importante che si unisce, come dire, una costellazione di iniziative che parte dalla presentazione dei Quaderni del carcere spagnolo con Bach e Garrido e segue con la presentazione di Bricuzzoni, Fresu, come dire, chiudere quest'anno praticamente di eventi su Gramsci con Guido Liguori è un motivo di grande vanto e un piacere, come dire, dal punto di vista, come dire, di uno che prova a studiare Gramsci in qualche misura. Io avrei due questioni da sottoporre a Guido, insomma a coloro che vogliono partecipare al dibattito.
e riguardano per lo più l'ultima parte del libro, che è quella dedicata ai quaderni del carcere, quindi il Gramsci carcerario. Ci sono due termini che ricorrono spesso, mi pare, nei capitoli, che sono quelli di sfida egemonica e poi traduzione e traducibilità. Sul primo a me pare, come dire, che tra il capitolo sulla subalternità e quello su Machiavelli si dia un problema di questo tipo, cioè qual è il gruppo sociale che può porre la sfida egemonica, come può porlo e cosa significa, come dire, porre una sfida egemonica. Guido a un certo punto utilizza la metafora famosissima della presa del potere. A me pare che questa metafora, come dire, convinca fino a un certo punto, nel senso che mi pare che, e lì secondo me Gramsci fa più fatica, si capisce benissimo ad esempio nel paragrafo 70, stando alla numerazione generata nel quaderno 11, dove pone il problema della transizione, è che, come dire, il problema non sia sostituire un potere con l'altro, un gruppo sociale, un blocco storico, per utilizzare queste cose con l'altre, ma in qualche modo diffondere degli istituti di autogoverno e ridurre, non dico al grado zero perché sarebbe utopistico, ma ridurre al grado minimo questa distinzione tra governanti, governati, dirigenti e diretti. Cioè, quindi ti inviterei, come dire, a ritornare, perché mi interesserebbe sapere la tua opinione su questo rapporto tra sfida egemonica e problema della transizione, che è un problema che, come dire, negli studi gramsciani ci portiamo avanti quantomeno dal convegno del 77 a oggi. La seconda questione è quella della traduzione e traducibilità, cioè la domanda che ti vorrei porre è quanto traduzione e traducibilità siano o non siano la stessa cosa, cioè perché a volte ho un po' l'impressione che nel dibattito si tende a utilizzare i due termini come se fossero intercambiabili. Non lo so, come dire, se questa cosa ti convince o se insomma ci vuoi tornare. Per quel che riguarda Weber, io credo che, come dire, Gramsci legge attraverso le riviste, l'etica protestante, e poi legge molto in realtà indirettamente, cioè ad esempio nel quaderno 2 lui cita Michels e da lì prende tantissima bibliografia su Weber. In realtà, stando, come dire, quantomeno a quello che registra il fondo Gramsci, di Weber non c'è moltissimo in carcere, però insomma non sono un esperto del tema, bisognerebbe approfondire. Poi ultima cosa, scusate se faccio il Giorgio Mastrota del gramscismo, abbiamo delle copie del libro, fateci viaggiare leggeri, c'è anche uno sconto, come dire, per l'occasione, quindi approfittatene e compratelo, perché non solo è un bel libro, è anche un libro importante ed è, insomma, vale la pena. Grazie. Vabbè, Guido al micro. Allora, altre domande? Professor Nicosia. Si è posto, abbiamo parlato di Gramsci, ma si è posto un problema fondamentale, che è l'uso che si può fare di un qualsiasi autore, filosofo, che possono fare quelli che vengono dopo. Nel caso di Gramsci abbiamo moltissimi scritti, moltissime testimonianze, cioè è una cosa. Togliatti ne fa un uso geniale, però storicamente parziale, storicamente limitato, perché non è che può servire, c'è un'esigenza di servire al presente, ma c'è un'esigenza di servire in generale la cosiddetta verità. Quindi, a mio giudizio, ben venga in questo caso, e in tutti i casi che sono così, poi la filologia è quella estrema, quella che dice no, tu non puoi trascurare nulla. Ha scritto un articolo nel 1915 e tu lo devi considerare, perché nei casi in cui noi abbiamo pochissime testimonianze, e sono molti questi casi, moltissime testimonianze di una persona, pochissime opere, un pezzo di un'opera, se uno trascura anche una parola gli viene rimproverato al critico che non la prende in considerazione. La stessa cosa, io quindi penso che sia salutare la lezione che in fondo si deduce da questo libro, cioè di fare un'indagine che non trascuri nulla, che non si risolve in una condanna di chi ne ha fatto un uso politico particolare, ma che si rapporta ad un concetto di storia come progressione difettosa, lenta, verso una verità, verso il massimo della verità possibile. Questo mi pare che da questo libro emerga molto chiaramente.
Allora inizio forse, no? Dico qualche cosa su quello che è stato chiesto. Allora, la rivoluzione contro il capitale, lì io non so se Gramsci avesse letto Il Capitale, può anche darsi, perché circolava in Italia, circolavano anche dei sunti del Capitale, no? delle riduzioni, eccetera. Il problema è che in quell'articolo famoso, La rivoluzione contro il capitale è una metafora, non è il capitale veramente. Il capitale sta a significare tutti quegli esponenti, soprattutto della socialdemocrazia tedesca, eccetera, Kautsky per esempio, che impugnavano il capitale per dire ai bolscevichi: voi non potete fare la rivoluzione in Russia perché il capitale prevede che la rivoluzione possa scoppiare soltanto nei punti alti del capitalismo, quindi voi dovete aiutare lo sviluppo del capitalismo russo e poi un domani fare la rivoluzione sulla base di una classe operaia forte, di un paese più avanzato, eccetera, che non è un discorso del tutto stupido, non banalizziamo. Però il giovane Gramsci dice che i bolscevichi invece hanno fatto la rivoluzione contro il capitale, cioè contro la lettura deterministica ed economicistica di Marx. Però attenzione, aggiunge subito dopo che ciò era stato reso possibile dal fatto che era scoppiata la prima guerra mondiale, una guerra inaudita, una guerra senza precedenti. Le guerre prima duravano pochi mesi, lì invece era durata 4-5 anni per alcuni paesi e aveva cambiato completamente l'Europa, no? Se non il mondo intero. Quindi Gramsci dice: Marx ha preveduto il prevedibile, non poteva certo prevedere che sarebbe scoppiata una guerra così inaudita, così senza precedenti, che ha reso la guerra, e questa è una valutazione storiografica giusta, la guerra ha reso possibile la rivoluzione russa. Lo dobbiamo sapere e dire fortemente, chiaramente: senza la prima guerra mondiale non ci sarebbe stata la rivoluzione russa. Insomma, è la rivoluzione russa che crea le condizioni perché sia possibile, scusate, la prima guerra mondiale che crea le condizioni per cui sia possibile fare la rivoluzione russa nel 1917. Lenin ha avuto il merito di averlo capito per primo, già molti mesi prima, anche prima di tornare in Russia. Lui all'inizio della guerra scrisse proprio: qui si apre una fase nuova, con tutta l'Europa in guerra, qui c'è la possibilità di intervenire in questa situazione e fare la rivoluzione. Insomma, quindi l'uso del libro di Marx in questo articolo è più che altro allusivo metaforico, se così vogliamo dire. La sfida egemonica, innanzitutto sfida egemonica è un termine che uso io, non è che in Gramsci c'è questo termine, per carità. Sostituire un potere con un altro. Io penso che in Gramsci ci sia al fondo ancora la cultura, il nocciolo duro della cultura leninista, ma anche kautschiana e della seconda internazionale, anche lussemburgiana, cioè che fare il socialismo voleva dire prendere il potere e costruire uno Stato socialista che detenesse la proprietà dei mezzi di produzione. Oggi questa soluzione ci sembra problematica, insomma, quantomeno problematica. Insomma, abbiamo visto che ha creato, ha avuto qualche difficoltà, insomma, no? Perché avere la proprietà dei mezzi di produzione di per sé non cambia il rapporto di forza fra le classi, questo è il problema. Di per sé non cambia il rapporto di forza fra le classi, non elimina neanche lo sfruttamento in quanto tale da un certo punto di vista. Quindi secondo me Gramsci è fermo però a questa posizione, una posizione classica molto importante. Ovviamente dice una cosa nuova, però dice che bisogna conquistare l'egemonia già prima della presa del potere. Quindi la rivoluzione sicuramente per lui è un processo, è qualcosa di processuale, non è un evento, è un processo, e che questo processo deve già incominciare prima della presa del potere, il che però non vuol dire escludere la presa del potere. Traduzione e traducibilità. Secondo me hai ragione, non sono equivalenti. Io parlo sempre di traduzione perché volo basso. La traduzione è quella che ho cercato di
di spiegare prima, cioè quella indicazione di Lenin per cui bisogna stare attenti a trasferire una politica da un contesto a un altro contesto. Traducibilità è un concetto più complesso, di natura filosofica direi, che Gramsci però deduce comunque da Marx, cioè la traducibilità è la possibilità di tradurre i termini della filosofia classica tedesca, dell'economia politica inglese e del pensiero politico francese. Marx l'aveva posta così, questa cosa mi sembra che Gramsci si riprenda in modo molto complesso e non semplice da maneggiare, insomma, questo tipo di approccio. Su Michels sono d'accordo, Michels è una fonte fondamentale, io ripeto che Gramsci, nel pensiero di Gramsci l'elitismo ha molta importanza. Mosca e Michels sicuramente, perché sono citati, secondo me, ma è un'idea che sarebbe da saggiare e sviluppare, anche Pareto è importante per Gramsci, insomma, anche se il volumone di Pareto eccetera ha tutta una terminologia eccetera, esce mi sembra nel 1916 e Gramsci sicuramente l'ha letto e sicuramente lo conosce. Pareto è un autore che un po' irride per queste parole nuove, per questa terminologia nuova che conia, però secondo me soprattutto sul concetto di ideologia come concezione del mondo Pareto ha una sua importanza come fonte di Gramsci, ma appunto bisognerebbe approfondire e studiare bene i testi. Togliatti, un uso storicamente limitato può essere. In Togliatti ci sono tante interpretazioni e tanti usi diversi di Gramsci. C'è un Togliatti del dopoguerra, che era quello a cui facevo riferimento io, che dice è la politica di Gramsci quando in gran parte la sua politica, le sue scoperte teorico-politiche della guerra di Spagna, la scoperta della democrazia, l'importanza dell'antifascismo, quello è più Togliatti di Gramsci, però lui con una mossa da ipse dixit dice è la politica di Gramsci, insomma, no? E invece secondo me è la politica di Togliatti. Poi c'è il Togliatti che dopo la morte di Stalin, intorno al 1956, il convegno del 58 eccetera, parla di Gramsci e leninismo, cioè dice Gramsci è un leninista. Ma perché dice Gramsci è un leninista? Sia per rispondere ai gruppi, diciamo, di sinistra socialista che avevano scoperto gli scritti giovanili, eccetera, eccetera, e cercavano di marcare quasi una differenza fra Gramsci e Lenin. Ma soprattutto lì, in modo un po' furbo, cioè in modo molto intelligente, Togliatti ci dice una cosa molto importante. Ci dice che Gramsci è un leninista che traduceva Lenin, non è che lo applicava. Gramsci questa è, se si legge bene la relazione del convegno del 1958 di Roma, Togliatti ci insegna proprio che Gramsci traduceva Lenin, cioè lo studiava, lo prendeva come esempio, ma poi non lo applicava in modo pedissequo all'Occidente. L'Occidente era un altro tipo di società e quindi un altro tipo di Stato e quindi aveva bisogno di un altro tipo di rivoluzione. Il famoso libro di Lenin, Stato e Rivoluzione, andava riscritto in Occidente perché lo Stato era diverso e quindi anche la rivoluzione doveva essere diversa. E poi c'è l'ultimo Togliatti, che gli ultimi anni di Togliatti secondo me sono grandissimi dal punto di vista del suo apporto, perché apre a tutta la ricerca storiografica sulla storia del Partito Comunista Italiano, pubblica il carteggio del 23-24 sulla formazione del gruppo dirigente, scrive dei saggi di storia molto importanti e poi anche su Gramsci proprio, c'è l'ultimo scritto su Gramsci che è una breve recensione, se non sbaglio apparso su Paese Sera il 19 giugno 1964, quindi 2 mesi prima della morte, in cui Togliatti dice, mi perdonino i compagni se dico una cosa che forse non ameranno, ma Gramsci è talmente grande che va oltre il nostro partito. Gramsci è talmente grande che interessa e condiziona e condizionerà anche i modi di pensare non soltanto del nostro partito, ma anche di coloro che non sono comunisti, anche, insomma, quasi prefigura la grande diffusione di Gramsci
dagli anni 90 in poi, insomma, è notevole, insomma, non è una cosa da poco. L'articolo si intitola Gramsci un uomo, è un articolo di giornale, quindi anche molto breve, ma è molto molto significativo in questi passaggi così illuminanti sul futuro della fortuna di Gramsci, che oggi l'autore è il saggista, non l'autore perché chiaramente chi scrive romanzi vende di più, ma il saggista italiano più diffuso nel mondo da Machiavelli o con Machiavelli, quindi non è una cosa da poco. Ci sono altri interventi? Allora direi di avviarci alle conclusioni. Esatto, ringrazierei tutti e tutte. Guido Liguori, professore Baris e professore Maltese. Grazie a tutti e a tutti.